Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Mercoledì 16 febbraio 7:31, radiolibertà.net è il punto di partenza della giornata e poi se vi avanza qualche milione di euro nelle tasche, naturalmente a noi fa comodo essere sostenuti con una modalità semplicissima. Sostieniti, sostieniti, può andare bene che così, abbonati e donazioni. Ragazzi, è una roba importante. Fateci un pensiero serio, razionale e logico. Serve, non serve? Se serve sono appena 8 euro. Si parte da lì volendo col sistema abbonamento. Donazioni dal €1.000.000 in su. Detto questo, andiamo subito a dare un'occhiata alla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, dove troneggia, fra virgolette, la figura di Biden, il presidente degli Stati Uniti. Siamo pronti a negoziare. Putin ha stravinto senza muovere praticamente una pedina. No, la NATO ai confini, ha detto il presidente russo. Per il presidente americano un attacco all'Ucraina resta sempre possibile. Non ha ancora verificato il ritiro della Russia, le sanzioni sono pronte, ha detto il presidente americano Biden. Confronto Scholz-Putin. Non accetteremo mai la NATO ai nostri confini, ha detto il presidente russo. Il cancelliere tedesco dice invece che bisogna trovare un compromesso. Alcune forze russe al confine rientrano alla base. Insomma, si è risolta, come già si era ampiamente capito, come ci ha raccontato anche il nostro Antonino Danna su Italia Oggi in questi giorni. Oggi c'è un altro bell'articolo sul caso ucraino firmato per il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, da Antonino Danna. Sulla Corte Costituzionale, il secondo titolo: il referendum sull'eutanasia è inammissibile. Terza questione: Draghi incassa la riforma delle spiagge, ma è scontro tra Lega e PD. Ok unanime, ma Salvini chiede modifiche. Basta doppi giochi, dice il Partito Democratico rivolgendosi al segretario leghista. Gare dal 2024, un freno al caro ombrellone, poi vedremo meglio la questione della riforma delle concessioni balneari in chiave europea. Meloni chiede a Salvini: dobbiamo chiarirci, botta e risposta fra la leader di Fratelli d'Italia e il segretario della Lega. Per me, dice Giorgia Meloni, c'è un problema di posizionamento. Risponde Salvini: io penso al paese. E poi la maxi stangata in un anno: luce più 131%, gas più 94%. Per quanto concerne i numeri Covid, tasso di positività al 10%. Altra notizia del giorno: il principe Andrea che trova l'intesa con Giuffre. Paga l'indennizzo. Il principe Andrea ha raggiunto un accordo monetario nella causa civile per le accuse di abuso sessuale da parte di Virginia Giuffre e si è impegnato a pagare una somma rimasta riservata. No comment da Buckingham Palace. Se l'è cavata con la moneta, diciamo così. Goggia argento nella discesa libera. Ho dato tutto, è incredibile, dice la sciatrice bergamasca. E poi il teatro Petruzzelli di Bari, lo Stato lo ipoteca per 43 milioni di euro, pari al credito vantato per i costi di ricostruzione dopo l'incendio del 1991. Scatta intanto l'obbligo del super pass al lavoro per gli over 50, da ieri. Intanto la curva dei casi flette del 30% a settimana. Calano anche le terapie intensive. Il ministro Speranza chiede che l'Unione Europea finanzi un piano nazionale sulla salute, anzi l'Unione Europea finanzierà, annuncia Speranza, un piano nazionale sulla salute. Per la prima volta la Commissione dell'Unione Europea ha finanziato un piano operativo nazionale sulla salute per l'Italia, 625 milioni per la sanità del Mezzogiorno, ruolo centrale per i medici di famiglia con le case della salute. Nel frattempo il governo ha avuto da ridire sulla riforma della sanità lombarda, troppo privato in estrema sintesi, ma lo vediamo più tardi sulla scorta di qualche articolo di quotidiano. Spettacolare la prima foto catturata dal telescopio XP
Arrivata la prima immagine catturata dal telescopio spaziale, scrive l'agenzia ANSA in primo piano, è spettacolare la prima immagine catturata dal telescopio spaziale XPI, frutto di una missione congiunta NASA-Agenzia Spaziale Italiana, con la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e di quello di Fisica Nucleare. Il telescopio ha concentrato i suoi occhi a raggi X su Cassiopea A, un oggetto celeste costituito dai resti di una stella esplosa nel XVII secolo. Per le pensioni, effetto Covid, spesa INPS meno 12, anzi 11,9 miliardi fino al 2029, lo dice Alberto Brambilla nel suo studio su itinerari previdenziali, di cui è presidente. Nel 2020 con morti ultra 65 anni sono 1,1 miliardi di risparmi. Effetto Covid, più morti, meno pensioni da pagare. 11,9 miliardi di risparmi da qui al 2029. È un'idea per la riforma delle pensioni, naturalmente. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA, andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Ci siamo imbattuti nel Riformista, partiamo inusualmente da lì. La tua vita non è tua e la Corte Costituzionale vieta l'eutanasia, titola il quotidiano diretto da Piero Sansonetti, che poi ricorda Mani Pulite in tono molto soft. 30 anni fa il golpe dei pubblici ministeri e ora comandano loro. L'anniversario di Mani Pulite. Ma ne andiamo a vedere innanzitutto la prima pagina del Corriere della Sera, come al solito. Apertura dedicata all'Ucraina, la frenata di Putin. Mosca annuncia l'avvio del ritiro dal confine, ma dice il presidente Biden, è tutto da verificare. Lo zar Putin ha visto il cancelliere tedesco Scholz. Non voglio la guerra, dice Putin. Kiev, l'Ucraina denuncia un cyberattacco, telefonata Draghi-Zelensky, insomma si è sgonfiato il tutto, l'hanno tenuto su a più non posso, il caso ucraino adesso è rimasto una nuvola di fumo. E Putin ha stravinto senza neanche muovere una pedina sostanzialmente, o quasi. Mentre l'eutanasia è il tema d'apertura del taglio alto del Corriere della Sera di oggi. La Corte boccia il referendum dal 2024, gare per le concessioni balneari. Il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia è l'altro argomento del giorno per la politica interna, naturalmente. Il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia non si farà. I giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto che non ci fosse la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana. Il quesito referendario chiedeva che venisse abrogato parzialmente l'articolo 579 del Codice Penale, cioè l'omicidio del consenziente. Sulla questione invece delle concessioni balneari delle spiagge, dal 1 gennaio del 2024 tornano libere tra 2 anni sostanzialmente e chiunque potrà partecipare all'assegnazione di una o più concessioni balneari in base a nuovi criteri. Dopodiché abbiamo da segnalare ancora in prima pagina sul Corriere della Sera l'intervista di Maria Teresa Meli a Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, sulla questione dei balneari. Sul nostro litorale 1000 imprese balneari danno lavoro a 50.000 persone, vanno tutelate le imprese e la forza lavoro, dice il presidente PD dell'Emilia Romagna. Un'altra intervista, Minera Gabanelli e Rita Querzè al ministro della transizione ecologica Cingolani, spinta sulle rinnovabili, ma anche in questo caso, dice il ministro Cingolani, come Bonaccini, la priorità è tutelare anche i posti di lavoro. La fotografia è quella di Sofia Goggia, in prima pagina sul Corriere della Sera. Argento vivo, è l'impresa più bella, l'Azzurra è seconda in discesa libera. Quando 4 anni fa Sofia Goggia vinse l'oro olimpico nella discesa, un anziano pensionato milanese scrisse una lettera al Corriere della Sera, scrive Aldo Cazzullo, che è chiamato in pompa magna a celebrare Sofia Goggia. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera chiudiamo col caffè del nostro Don Massimo Gramellini, la giustizia dei ricchi. Oggi è molto facile esprimere sentimenti moraleggianti sulla vicenda del principe Andrea, figlio della regina Elisabetta, il quale non andrà a processo perché ha trovato un accordo economico con la donna che lo accusava di abusi sessuali e farà anche una generosa donazione a un ente che si occupa delle vittime di violenza. Evviva, scrive il nostro Don Massimo. Lo scandalo è rientrato. La legge
legge è stata rispettata e tutti sembrano soddisfatti, compresa l'augusta genitrice. Eppure non trovate che ci sia qualcosa di stonato? E non mi riferisco alla scelta della donna riguardo all'indennizzo. Non ho alcun diritto di commentare il fatto che una donna oggetto di violenza sessuale o di abusi si accontenti poi dell'indennizzo monetario, economico, la vil moneta, diciamo noi. Questo non lo scrive naturalmente Don Massimo, è troppo hard. Piuttosto, scrive Gramellini, vorrei portare la vostra attenzione su un altro aspetto della vicenda. I ricchi, che categoria di infami, possono comprarsi tutto quello che vogliono, dalla libertà ai capricci. Jeff Bezos sta facendo smontare un ponte storico in Olanda per consentire al suo yacht di passarci sotto. Lo so che è sempre stato così, ammette il nostro bel pretone di campagna, ma la novità, almeno rispetto agli anni della mia giovinezza, è che adesso viene considerato assolutamente normale. Una volta ci si incazzava un po' con i ricchi, mica vero, i ricchi sono sempre stati oggetto di piaggeria da parte dei poveri. Comunque il sole scalda, la pioggia bagna e il ricco fa ciò che gli pare. E chi si ostina a stupirsene, non dico a indignarsene, passa per invidioso, moralista, comunista, quando magari è solo un liberale che gradirebbe un minimo di equità in certi campi essenziali del vivere come la sanità e la giustizia. Infatti da nessuna parte sta scritto che gli yacht e i diamanti sono uguali per tutti, mentre nei tribunali si legge ancora che la giustizia è uguale per tutti. Non avevo capito che era una battuta. Cose incredibili in prima pagina sul Corriere della Sera. In prima pagina sul Corriere della Sera c'è anche Susanna Tamaro che mette in guardia sul rischio di finire prigionieri del Green Pass. Gentile presidente Draghi, scrive Susanna Tamaro, mi spiace rubarle un po' del suo tempo prezioso, lo faccio perché credo che il nostro paese abbia bisogno di una riflessione seria su quello che è successo e su quello che sta ancora succedendo, scrive Susanna Tamaro in prima pagina sul Corriere della Sera. Il pezzo volta poi a pagina 15, ma ora il pass limita l'Italia, è il titolo d'apertura, anzi di riassunto del lungo articolo della scrittrice. Per liberare le sue forze creative il paese ha bisogno di essere sollevato dall'ossessione dei decreti. Questo Green Pass ci sta limitando troppo. Caos delle regole, scrive ancora Tamaro. Se equipariamo i vaccinati con 2 dosi ai Novax, non stiamo lanciandoci un boomerang? E la strategia. In Israele hanno capito che i malefici della certificazione, Green Pass e affini, superano di gran numero i benefici. Il futuro? Una profezia la posso fare anch'io, scrive Tamaro. Prima o poi moriremo tutti. Intanto però sarebbe bello che potessimo riprendere a vivere. Una Tamaro anti-Green Pass a manetta e in maniera molto molto pacata e convincente, però molto ben scritto, il pezzo di Susanna Tamaro contro il Green Pass che ha rotto ampiamente le scatole. Dalla prima pagina del Corriere della Sera adesso passiamo come di consueto, seconda tappa della Trimurti. A proposito, io lo so che dopo una rassegna stampa così rimane gran saburra, però c'è anche la possibilità, credo che ognuno di voi la possa trovare individualmente, di eliminarla, questa saburra che inevitabilmente rimane dopo la lettura dei giornali. E ovviamente questa è la nostra parola del giorno. Che cos'è la saburra? Che naturalmente, ovviamente, conseguentemente, immantinente, senz'altramente rimane dopo aver letto i quotidiani del giorno. E questo è il simpatico gioco. Non googlate, per favore, non googlate perché sennò è troppo facile. E 346 64 27 756 per partecipare al giochino semantico etimologico della giornata. Che diavolo sarà mai la saburra che ti rimane lì quando hai finito di leggere i giornali del giorno? Andiamo dunque a Repubblica, seconda tappa, dicevamo, della Trimurti. Repubblica apre la sua prima pagina con 2 questioni. Biden, che racconta la barzelletta ucraina, l'invasione è ancora possibile, e poi eutanasia, la Corte, scusate, stamattina il tono non è proprio britannico, non è da BBC, però lo si fa per tirarsi un po' su, talora, talvolta, se è fastidioso me lo scrivete così cambio immediatamente tono. Qua si fa tutto a comando perché il pubblico deve essere sempre soddisfatto. Importante è il pubblico, non chi va in onda. È un dogma molto poco rispettato anche in questa radio, comunque questo è un altro discorso. Eutanasia, la Corte dice no, è il titolo principale di Repubblica. I giudici costituzionali bocciano il referendum sul fine vita. Chissà perché poi al maschile, sul fine vita, come il Covid. Sulla fine vita, sono 2 vocaboli il femminile, la fine e la vita, o no? Sulla fine vita.
come sulla fine settimana. La fine settimana, non il fine settimana. Comunque, al di là di queste cose un po' da autistici, non è preservata la tutela minima dei più vulnerabili. Questa è la motivazione con cui la Corte ha detto no al referendum sulla fine vita. Cappato, Radicali dice avanti con la disobbedienza civile, che in questo caso è un po' inquietante come proposito. Esultano i cattolici, attesa per la decisione su cannabis legale, chi se ne fotte detto per inciso, e giustizia. Invece qui il tema si fa interessante. Spiagge, il governo vara la liberalizzazione, ma per i balneari è uno scippo, scrive ancora Repubblica. E sempre da Repubblica, eccolo qua, il Sole delle Alpi. Vorrà dire Lega? Certamente sì. 1 chilometro tra dogma ed eresia, dove la Lega è Liga. Un viaggio nel nord-est dell'inviato Emanuele Lauria, che poi vedremo immantinente, senza portempo in mezzo. Prudenza etica e riforme civili, il titolo dell'Augusto Pezzo di Stefano Folli, più carico di implicazioni etiche, il più difficile da decifrare, fu il referendum sull'eutanasia. Natalia Aspesi, sempre godibile anche quando uno non è d'accordo con lei, parla di odio social. La Aspesi è una milanesona che le spara molto chiare, talora, anche alle sue compagne di partito e di sinistra. Lettera aperta ai miei cari leoni da tastiera. La Aspesi si è veramente rotta le balle di tanta gente che scrive cazzate su internet e magari le manda le lettere a lei, le mail della sua rubrica. Si è veramente rotta le scatole, Natalia Aspesi, di dover rispondere a questi deficienti. Pare che io abbia insultato una intera categoria di onesti lavoratori, in questo caso i bidelli, per avere scritto che un leggiadro spettacolo di varietà, come Sanremo, non è un manifesto politico, e quindi non capivo perché dovesse includere, del resto con molta ritrosia, vari tipi umani. Così in prima pagina Repubblica mette il pezzo di Natalia Aspesi su i leoni da tastiera, sui social e l'aggressività verbale. Ha parlato di bidelli, intendendo, diciamo così, pare che io abbia insultato un'intera categoria di lavoratori, appunto parlando di Sanremo. Sanremo non è un manifesto politico e non capivo perché dovesse includere appunto vari tipi umani, come invece è giusto per i concorsi professionali. Per esempio i concorsi per bidelli, intendendo donne, uomini, etnie e altro. Dice la signora Patrizia, patrona dei collaboratori scolastici anche laureati, che il verbo includere per paragonare laurea a figura del bidello alle eterogenee vallette di Sanremo è l'equivalente di aver scritto negro o checca. Mi trovo impreparata a capire, si sbigottisce Natalia Aspesi. Anche il barbuto Maurizio ce l'ha con me. E scrive: francamente mi sono rotto le palle di beccare le tue sciocchezze sotto ogni post del mio prof. Dacci un taglio, cazzo! Il suo prof è un noto intellettuale da me seguito con interesse nei suoi scritti, che ebbe come troppi l'infortunio di farsi intrappolare dal solito Facebook, da cui lancia luttuosi strali contro il governo e altri poteri, che io talvolta commento leggiadramente. Non si può commentare leggiadramente, scrive Natalia Aspesi. Più della sgridata, mi fa effetto che un giovanotto soffra perché si tenta di scherzare col suo professore. Magari se gli avessi augurato la morte non ci avrebbe fatto caso. Facebook e gli altri sono luoghi sacrali, dove basta che tu non scriva busone o grassona e ti consentono qualsiasi bizzarria. Quindi è chiaro che questi social network sono stati costruiti come trappole per sviare il cattivo umore da innocui busoni e grassone. Guai. Saltano su subito i samurai della correttezza, non per togliere il cattivo umore, ma per renderlo più efferato su temi più consistenti. Io non posso scrivere senza alcun malanimo frocio, ma non vedo perché non binario non possa essere offensivo per la sua gelida definizione, senza storia, senza umanità, senza verità, a parte la noia. Di solito passo oltre, anche se questo mare di infelicità mi deprime, ma sono rimasta male quando questi ciabattoni dell'eterna Apocalisse hanno cominciato a prendersela con Papa Francesco da Fabio Fazio. Volendo era una bella novità. Mi venivano in mente le immagini di Pio XII seduto su un trono mobile, vestito d'oro, con un'enorme mitra ingioiellata in testa, circondato da cardinali e flabelli e altri segni di sacro potere. I social sono luogo di lamento, invettiva, vigilati dalle attuali SS, i suscettibili della Soncini. Eppure, in una situazione più straordinaria di un litigio al Grande Fratello, quale un papa in uno studio televisivo,
I twittaioli si sono, come di dovere, subito imbufaliti. Come sempre per ragioni opposte, scrive Natalia Aspesi. La facciamo corta, la Natalia Aspesi proprio non ce la fa più a sopportare i leoni da tastiera, i cucù che scrivono su internet, sui social. Da Repubblica, terza tappa della Trimurti, andiamo alla Stampa di Torino, la vediamo subito in prima pagina. La Stampa apre ovviamente con Putin che allenta la morsa. È lui che allenta la morsa, ha stravinto ma è stato lui ad allentare la morsa, pensa un po', l'hanno ridotto a miti consigli, incredibile. Le cose come al solito si possono raccontare in mille modi. Bollette, la stangata, e questo lo sappiamo, la scelta della Corte Costituzionale sul fine vita mai, e poi ancora in prima pagina sulla Stampa di Torino il pezzo di Mattia Feltri, la rubrica Il buongiorno di Mattia Feltri su chi è il talebano. Tra i tennisti Rafael Nadal è il mio preferito, Roger Federer ha vette di sublime sconosciute agli altri due, ma il più forte credo sia Novak Djokovic, che è uno che non si vuole vaccinare e lo dice in maniera molto semplice, senza menare il torrone, insomma. E questo, scrive Mattia Feltri in conclusione, non credo che lui abbia ragione, scrive Feltri Junior, ma la mitezza delle parole e l'enormità che è disposto a sacrificare, perché non si vaccina e ha detto che non andrà a fare nessun torneo in cui sia richiesto il vaccino, quindi è disposto a sacrificare tanta roba perché i tornei rendono. Dunque tutto ciò impone di rivedere il pigro ritratto collettivo che abbiamo fatto dei renitenti al vaccino, anche soltanto per guardare in faccia il talebano che è in noi. Chi è il talebano? Così sulla Stampa di Torino. Dalla Stampa adesso andiamo a dare un'occhiata subito anche alla Verità di Maurizio Belpietro. La Verità che mette in primo piano, lo vediamo subito, il pezzo di Francesco Borgonovo che finalmente ha potuto fare una domanda all'uomo di speranza, Ricciardi e il CTS, che non sanno a cosa serve il pass. Finalmente siamo riusciti a porre una domanda in TV al consigliere del ministro Ricciardi. Perché paesi che non impongono il lasciapassare come Gran Bretagna e Spagna hanno in percentuale meno morti di noi? La risposta, una supercazzola. Secondo un altro del CTS siciliano, invece, il Green Pass è uno scudo per i non vaccinati, scrive Francesco Borgonovo in prima pagina sulla Verità. Pagina 3 c'è il pezzo. L'uomo di speranza non sa giustificare il pass. Siamo riusciti a chiedere in TV al consigliere del Ministero perché Londra e Madrid hanno meno morti senza le nostre restrizioni. La risposta di Ricciardi, una supercazzola sugli errori dell'Inghilterra e una difesa del lasciapassare priva di fondamento scientifico, scrive Francesco Borgonovo. Di spalla c'è l'articolo di fondo di Maurizio Belpietro, 500.000 senza stipendio, cosa ci sta a fare il sindacato fuori dalla realtà? Il segretario CGIL Maurizio Landini ha detto ieri in un'intervista che i partiti sono distanti dalla gente. Landini, con il solito piglio battagliero, ha concesso un'intervista appunto al Corriere della Sera. Che i partiti siano distanti dai problemi degli italiani è cosa nota, sulla quale si può convenire. Lo spettacolo dell'elezione del Presidente della Repubblica ne è stata una conferma. Però dal numero uno della CGIL ci si aspetterebbe una spiegazione del perché anche i sindacati, forse più dei partiti, siano lontani dalla gente, scrive Belpietro. 500.000 senza stipendio e il sindacato muto per effetto dell'imposizione del Super Green Pass. C'è poi il bel tomo che fa il presidente del Canada, Trudeau, premier canadese Justin Trudeau. Bel tomo, è detto in maniera assolutamente neutra, è un bel tomo, si presenta bene, c'ha il cappello bello sistemato e tutto il resto. Le nuove democrazie, chi protesta è trattato da terrorista come in Canada, scrive Francesco Bonazzi. Alessandro Rico si occupa invece delle miocarditi. Allarme dagli Stati Uniti, non sono affatto benigne le miocarditi post vaccino, possono anche uccidere. E ancora Patrizia Floderreiter, a pagina 7 e a pagina 1 della Verità, si occupa della terza dose del vaccino, il booster cosiddetto, che nuoce al sistema immunitario. Dai 12 ai 39 anni ricoveri più frequenti tra chi ha ricevuto la terza puntura che tra gli inoculati da oltre 4 mesi. Il professor Francesco Broccolo
a Quarta Repubblica di Nicola Porro ha avvisato, può essere l'effetto di troppi richiami vaccinali ravvicinati che non erano mai stati fatti nella storia della medicina, cioè fare troppe iniezioni di vaccino bene non fa, ma questo l'ha detto anche Crisanti. A centropagina Giacomo Amadori, sempre sulla Verità di oggi, si occupa della lettera più famosa di questi giorni, quella di Babbo Renzi al figlio Matteo. È una confessione, dice l'ex socio di Tiziano Renzi, che ha un cognome che è sempre stato un programma, Massone, si chiama Mariano Massone, pensa un po', sembra inventato, pronto ad accusare Tiziano, il babbo di Renzi. I suoi legali andarono a casa di Renzi, Matteo, premier, per decidere la strategia. Giorno settimo dell'annuncio della querela di Matteo Renzi contro i PM di Firenze. Ancora ieri, a Genova, il procuratore facente funzioni Francesco Pinto non aveva ricevuto alcuna querela da Matteo Renzi. In compenso, gli ultimi giapponesi del renzismo al tramonto, e di tramonto aveva parlato il babbo, Tiziano, rinchiusi nel bunker insieme con il loro leader, hanno lanciato in aria come un tracciante la panzana, la bugia della irrilevanza, scrive Giacomo Amadori, irrilevanza penale, della lettera inviata da Tiziano Renzi al figlio Matteo all'indomani della sconfitta elettorale del 4 marzo del 18. Giornalisti e lobbisti hanno bombardato di tweet i nemici in toga. Qualcuno ha invocato la separazione delle carriere tra cronisti e magistrati, senza ricordare che sarebbe opportuna anche quella tra direttorini e politici. No, facciamola breve. La lettera di Tiziano Renzi è un'ammissione di colpa e l'archiviazione del procedimento una vergogna, dice l'ex socio pregiudicato per bancarotta Massone, che è pronto a vuotare il sacco coi magistrati dopo la pubblicazione della lettera che conferma il ruolo di gestore occulto di Renzi Senior, l'incontro segreto a casa di Matteo Renzi. Non risulta ancora depositata la querela di Renzi contro i magistrati. Nel documento la consapevolezza del papà di avere abbandonato l'amico Mariano Massone. In mezzo a questa cortina fumogena, scrive Giacomo Amadori, è difficile ragionare sull'importanza della lettera di Babbo Renzi ammessa agli atti dell'inchiesta per 3 bancarotte in cui sono imputati i genitori di Renzi, Tiziano e Laura, accusati di essere amministratori di fatto delle società fallite. Renzi, papà, ribadisce nella lettera, scrivendo al figlio, la centralità del suo ruolo, di Renzi papà, nella gestione delle aziende di famiglia, sebbene nella governance della società, capofila, il suo nome non figura, ma soprattutto la lettera rivela come nel 2018 Renzi papà fosse ancora in stretti rapporti con Mariano Massone, di cui perora la causa col figlio Matteo. Tiziano Renzi aveva coinvolto Massone, pluripregiudicato, imprenditore genovese, nel tentativo di trovare nuovi amministratori per la cooperativa Marmo Div, poi fallita nel 2019. Allo stesso Massone, nel 2010, aveva già delegato la rottamazione del ramo secco di un'altra società. Facciamola corta. La lettera di Tiziano, adesso si è arrabbiato l'ex socio Massone, è un'ammissione, la sua archiviazione è una vergogna. Adesso parlo io, dice l'ex socio di Babbo Renzi, vedremo cosa succederà. Intanto dalla Verità va segnalato ancora in primo piano il pezzo di Claudio Antonelli, non solo bollette, il governo mette il primo miliardo per il settore dell'auto, piegata dall'ecologismo. E poi dosi di cocaina consegnate nell'abitazione del senatore del PD Tommaso Cerno, giornalista ex direttore dell'Espresso, ma lui dice che erano per il compagno dell'epoca e lui non ne sapeva assolutamente nulla. 4 consegne di coca a casa. Nelle carte spunta anche il parlamentare ex direttore dell'Espresso del PD Tommaso Cerno, più o meno ex PD o quasi. Svelato il nome del politico, ma lui dice la droga era del mio ex. Sempre dalla prima pagina della Verità, poi Marcello Veneziani riflette 30 anni dopo su Mani Pulite, Maastricht, il Britannia, ospiti speciali al gran ballo di Mani Pulite. Il 17 febbraio del 92 un ciclone politico-giudiziario sconvolge l'Italia. Mani Pulite, terremoto, rivoluzione. Non generò la Seconda Repubblica, ma delegittimò e dilaniò la Prima Repubblica, ricorda Veneziani. Come spiegare quello scossone? Fino a poco prima, scrive Veneziani, impensabile, del ceto giudiziario che azzanna il ceto politico.
con cui per decenni c'era stato un tacito patto di mutuo sostegno. La spiegazione più evidente fu che era caduto il muro di Berlino, non c'erano più da proteggere le classi dirigenti che avevano garantito la permanenza dell'Italia nel quadro occidentale, l'Alleanza Atlantica. Verissimo, ma ci sono due eventi più ravvicinati che si allineano con Mani Pulite, che precedono e seguono l'inchiesta. Uno, il Trattato di Maastricht, firmato 10 giorni prima, in cui l'Italia prefigurava di cedere quote di sovranità per realizzare l'Europa e la moneta, l'euro. L'altro, la privatizzazione di una parte cospicua del sistema economico italiano, sancita in quel che accadde pochi mesi dopo in giugno sullo Yacht Britannia, battente bandiera inglese. A quell'incontro parteciparono o concorsero i maggiorenti del ceto dirigente italiano, tra Finanza, Banca d'Italia, Economia: Ciampi, Draghi, Carli, Andreatta, Prodi, Monti, Amato. Vi risparmio i loro curricula, i legami con le banche d'affari, le agenzie internazionali. Citarle fa scattare l'accusa di complottismo. Ne pubblicai per primo, ricorda Veneziani, la storia su Italia Settimanale nel 93. Su quell'inchiesta Michele Rallo fece 4 interrogazioni parlamentari con Giuseppe Parlato e Mario Landolfi e ricostruì la storia nel libro La crociera del Britannia. Risultato: non fu più ricandidato da Gianfranco Fini. Trovo insensato, scrive Veneziani, parlare di complotti, congiure. Osservo la coincidenza cronologica tra questi eventi in pochi mesi. Diciamo che ci fu una convergenza, si innescò una reazione. Cosa uscì da quella triplice storia? La delegittimazione della politica, la distruzione del PSI, Craxi e di gran parte della democrazia cristiana, salvo il ramo sinistro e tecnopolitico. La crisi del primato della politica e della sovranità popolare, l'avvento di governi tecnici, Dini, Maccanico, Ciampi, Prodi, Amato, Monti fino a Draghi. Una linea euro-tecnocratica finanziaria. In questo quadro il centro-sinistra guida PDS diventò l'agente, la sponda politica di questo mutato contesto. I meno omogenei furono fatti fuori anche in ambito economico. Un nome, il governatore di Banca Italia Fazio. Sul piano politico Mani Pulite si intrecciò, produsse uno scossone che ebbe il suo epicentro nella democrazia cristiana. I referendum di Segni, la rete di Orlando e il piccone di Cossiga, l'implosione della DC e del sistema solare che girava intorno, da cui si salvò la linea Cattodem, la sinistra. Insomma, in estrema sintesi, il terremoto Mani Pulite non iniziò in Italia, sottolinea Veneziani. Col Trattato di Maastricht e l'incontro sullo Yacht Britannia cedemmo quote di sovranità per fare l'Europa. I partiti, deboli e corrotti, furono spazzati via e oggi, dopo l'antipolitica degli incompetenti, ci troviamo dominati dall'antipolitica degli eurocrati. PSI, la democrazia cristiana, salvo il ramo sinistro e tecnopolitico, furono fatti sparire. Il piano deviò per fattori imprevisti come Berlusconi e le follie, tra virgolette, di Cossiga. Chiudiamo dalla prima pagina della Verità di oggi, ancora con 2 titoli. Giorgio Gandola si occupa della Corte Costituzionale che boccia l'omicidio del consenziente. Camilla Conti invece del vacanziero Carlo Bonomi, presidente della Confindustria, impredicato di diventare presidente della Lega Calcio di Serie A. Non ha ancora eletto il presidente però la Lega. Il pallone prende a calci Bonomi che intanto se ne sta alle Maldive. Solo un voto al presidente di Confindustria, scrive La Verità. Dalla Verità, cioè la Pravda. Che cosa succede dopo la Pravda? In Unione Sovietica si passa all'Izvestia, questo è ovvio, chiaro e limpido, cioè alla notizia. La verità non contiene la notizia non contiene la verità e noi cosa facciamo? Rimaniamo con tanta bella saburra dopo aver letto i giornali. Cos'è la saburra? Prima delle 8.30 andiamo a vedere se qualcuno l'ha già scritto. Cos'è la saburra? 346 6427 756. Sono ammessi soltanto vocabolari cartacei. Chi ha fatto la ricerca su Gogol, per favore si astenga dal partecipare al gioco etimologico del giorno. Allora, abbiamo detto che andiamo all'Izvestia. L'Izvestia, il quotidiano di Marco Travaglio, oggi si occupa di che cosa? Si occupa della nuova Tangentopoli. Sui miliardi del PNRR, attenzione, dicono gli augusti magistrati di quel tempo che fu, Colombo e Davigo, parlano loro con la Izvestia. Chi allora non sapeva, oggi sa.
dicono i due, Colombo e Davigo, e accetta la corruzione come normalità. È la restaurazione, signora mia. E adesso le tangenti, il magna magna, perché una volta, come diceva Catenacci, ve lo ricordate? Catenacci, il personaggio, il fascista interpretato da Giorgio Bracardi, una volta quando c'era lui i politici facevano chip, 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 mangiavano poco, adesso invece gnamme, 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 e siamo sempre lì, non è cambiato nulla, gnamme, gnamme, gnamme. La nuova Tangentopoli, la nuova mangiatoia, sono i miliardi del PNRR. Cosa resta? Un inserto speciale su Mani Pulite 30 anni dopo. Ve lo spiegano Barbacetto Gomez, Travaglio, ma soprattutto Colombo e Davigo, alle pagine 11, 12, 13 e 14 del Fatto di oggi. In primo piano sul Fatto di oggi, sulla nostra Izvestia, c'è anche l'eutanasia, no al referendum, oggi tocca giustizia e droga, e poi la frase del giorno sopra la testata. Lombardia, il governo boccia 3 volte la schiforma sanitaria della Moratti. Ci piace a quelli del Fatto questa parola, qualsiasi cosa che sia decisa dal governo di turno che non sia interessante per loro diventa una schiforma. Carino, dai, come conio etimologico, appunto. La saburra e la schiforma. Il governo boccia 3 volte la schiforma sanitaria della Moratti, che come al solito dà troppo spazio alla sanità privata ed è pure scritta con i piedi e l'inappellabile giudizio dell'Izvestia. Poi Conte e Grillo, per il 5 Stelle niente terzo mandato. Erano rimasti che bisognava farne solo uno, adesso si discute del terzo, fra un po' del quarto. Governo balneare, gare dal 2024, tutele ai piccoli, e poi parla Guido Silvestri, la pandemia è finita qui in Occidente, ci basta una dose all'anno. Col cavolo, io dopo la terza c'ho qua il raffreddore che continua a rompermi le scatole, altro che una dose all'anno. La dose all'anno ve la fate voi, amici miei. Sono d'accordo con Susanna Tamaro, punto. Anche sul Green Pass. Sul Gran Sasso niente sicurezza e salari tagliati, Draghi ai collaboratori. Questo che cosa vuol dire? Lo scopriamo soltanto a pagina 20 del Fatto Quotidiano. Il Gran Sasso è inteso come i laboratori del Gran Sasso, oggi la visita di Draghi. Poca sicurezza e stipendi tagliati. I laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso in provincia dell'Aquila sono classificati come luoghi a elevato rischio di incendio, ma i lavoratori addetti alla sicurezza sono inquadrati e pagati come dei semplici portieri. Poca sicurezza, stipendi tagliati, nessun protocollo, denunzia il Fatto Quotidiano. Classificati come luoghi a elevato rischio, ma lavoratori con l'inquadramento dei portieri. Se sempre che non faccia incazzare qualcuno definire uno portiere o bidello, sia ben chiaro, con tutto il rispetto, come si dice. Sempre dalla prima pagina poi del Fatto Quotidiano, cos'è che abbiamo ancora di stimolante e di interessante? Il pezzo di Marco Travaglio, che se la prende con Sabino Cassese, che ha fatto un editoriale sul Corriere della Sera l'altro giorno per dire che la politica ha bisogno di regole. Siamo a che ora? Alle 8.07? No, non ho capito. 8.07, non c'è nessuna interruzione. Pensavo che fossimo già arrivati alle 8.30. Niente da fare. Però tra poco ascoltiamo il primo brano musicale del giorno e ci tiriamo su le orecchie, diciamo così. Eliminiamo un po' di saburra. Dal Fatto Quotidiano andiamo a vedere cosa? Libero, perché no? Libero apre la sua prima pagina. Adesso ci arriviamo con 2 questioni. L'eutanasia resta tabù, referendum bocciato. Ora però rischiano anche i quesiti sulla giustizia. E poi vedremo perché Libero la mette così. E vede a rischio i quesiti referendari sulla giustizia. Di spalla il direttore Sallusti che si occupa dell'accusa di stupro al principe Andrea, che patteggia il principe e il prezzo della dignità. Vittorio Feltri che esalta i gatti, amare i gatti è questione di civiltà, domani è il giorno dei felini. E poi la RAI dei veleni, inchiesta su Report di fronte al Copasir, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. Il deputato Ruggieri sarà sentito su Ranucci. Si muove il Copasir, scrive Gianluca Veneziani, in merito alla vicenda Ranucci, cioè alla questione dei video pubblicati dal Riformista in cui il conduttore di Report vanta relazioni con uomini dei servizi segreti, ma anche la questione degli SMS intimidatori inviati da Ranucci
al deputato forzista componente della Commissione di Vigilanza Rai Andrea Ruggeri. Il Comitato Parlamentare Sicurezza, il Copasir, che controlla i servizi segreti, ha deciso di intervenire. Ieri il Copasir ha accolto la richiesta di Ruggeri di essere ascoltato. L'audizione è oggi alle 13. È verosimile che sia un primo passo che potrebbe portare il Comitato a sollecitare l'apertura di un'inchiesta interna ai servizi segreti per verificare le dichiarazioni di Ranucci e la responsabilità di eventuali agenti coinvolti. Rai dei veleni, qualcosa si muove. Il deputato che ha denunciato le minacce di Ranucci sarà sentito oggi in commissione. Di questo tra l'altro parleremo anche con l'amico Carlo Cambi a partire dalle ore 9.30. Parleremo di tanto altro naturalmente, anche di questo. Intanto, sempre dalla prima pagina di Libero, i dati di Tangentopoli. Ieri ne ha parlato Marco Travaglio, oggi ne parla su Libero Filippo Facci. Si contano sulle dita di una mano o forse due gli innocenti di Mani Pulite, ha scritto Marco Travaglio. E allora si vede che Travaglio ha 2000 dita. Controbatte oggi Filippo Facci, perché sono 2000 gli innocenti di Mani Pulite. Per il giornalista, direttore del Fatto, gli accusati ingiustamente di Tangentopoli sarebbero 4 o 5, ma tra assoluzioni e proscioglimenti e prescrizioni si arriva al 46% degli inquisiti, altro che 4 gatti. Su 1300 persone colpevoli, i patteggiamenti sono stati 506, tra loro molti innocenti che volevano patteggiando solo uscire di galera, pena la rovina dell'azienda e della famiglia. La procura velocizzava alcuni dibattimenti, ne lasciava ammuffire altri. Alcuni imputati, come Cusani, sono stati condannati nei 3 gradi di giudizio in soli 2 o 3 anni. E in ogni caso gli innocenti non sono così pochi come ha scritto Marco Travaglio, controbatte Filippo Facci su Libero. A chiudere c'è Renato Farina, l'agente Betulla, che si occupa del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, arcivescovo, che dice no ai funerali ridotti a show, stop a canzoni e interventi di parenti e amici. Con questo lasciamo anche Libero e andiamo a vedere in rapida successione la prima pagina del Tempo di Roma. Il Tempo apre con l'eutanasia, non si voterà, niente referendum, e poi ancora le liste d'attesa per la sanità a Roma. Infinite, un anno per la TAC. Il pezzo del vice direttore e già esponente dell'MSI, AN, eccetera, Francesco Storace. L'obbligo agli ultra cinquantenni sta diventando una crudeltà, vaccino, medici e diritto del lavoro, mentre sui balneari litigheranno in Parlamento. Stop alla proroga e ai rinnovi automatici. Dal 1 gennaio 24 le concessioni balneari saranno assegnate tramite gara. Sul tema la politica si spacca, centrodestra sempre più diviso, Giorgia Meloni tuona e un esproprio, per Salvini si discuterà in Parlamento, scrive Il Tempo in prima pagina. Dal Tempo adesso ci muoviamo verso Il Mattino di Napoli. Qui c'è una notizia che riguarda un'altra modalità di investimento e di riciclaggio della camorra. A Napoli i clan riciclano i soldi negli asili nido. Un pentito svela gli investimenti dei clan Contini, piscine e scuole private per ripulire il denaro, scrive Il Mattino di Napoli. Orologi d'oro e di marca, diamanti, ferro, ma anche società di servizi, di quelle per l'assemblaggio di computer, elettrodomestici, marketing, consulenza in scrittura digitale, e poi la nuova frontiera, gli asili nido per bambini, di quelli che hanno licenza riconosciuta in tutti i paesi della comunità europea, con tanto di certificato finale per gli standard formativi di fine corso, per non parlare di altri 2 settori.